so, Chiara, se siamo riusciti ad insegnarti qualcosa. Di sicuro il contrario. Tu ci hai insegnato tanto della vita. La commozione espressa nella pagina Facebook dal gruppo e associazione musicale Musical Mania coinvolge tutto il sandonatese. Chiara Duse, una delle voci più promettenti del Veneto orientale, ha lottato per 6 anni contro la malattia. Doveva compierne 25. Oggi di lei, scrive chi l'ha conosciuta, rimane la sua gioia, la sua simpatia, la sua vitalità. E la sua voce. Accanto allo studio alla facoltà di commercio estero di Ca' Foscari, il canto era una passione che Chiara coltivava da diversi anni, concentrandosi soprattutto nel repertorio della grande tradizione dei musical. Una passione che l'aveva fatta conoscere e apprezzare in regione, dove aveva vinto alcuni concorsi, facendosi notare come un interprete dalle grandi potenzialità. Chiara lascia i genitori, il fratello e il fidanzato. Su Facebook gli amici di Musical Mania la ricordano con i versi di un brano che Chiara aveva voluto cantare l'anno scorso, con straordinario risultato. Versi tratti dal musical Notre-Dame de Paris di Riccardo Cocciante. Vivere per amare, amare quasi da morire, morire dalla voglia di vivere.